Zona gialla, la Regione presenta un nuovo protocollo per le scuole, non solo lo stop alla quarantena in caso di una positività in aula, ma anche un piano di monitoraggio degli studenti di medie e superiori. Screening anche fuori dalla scuola, nasce un progetto che prevede test rapidi per i giovani fino ai 25 anni nei luoghi di maggiore socializzazione. Focolaio con 20 pazienti su 30 contagiati nel reparto di geriatria dell'ospedale civile di Rovigo, positivi anche un infermiere e un operatore sociosanitario che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino, indagine interna dell'ULSS. Una fuga durata 3 ore, quella del 17enne e della fidanzata arrestati dalla polizia dopo l'omicidio del padre di lui, massacrato a colpi di macete in un accampamento di nomadi alle porte di Rovigo. A Lonigo trovato il cadavere di un uomo nel parcheggio di un distributore di benzina. L'ipotesi è quella dell'incidente con omissione di soccorso, caccia al pirata della strada. Il bollettino economico della Regione certifica il crollo del PIL regionale, meno 9,3%, precipitati anche i consumi. La CGIL ribadisce l'appello a Roma a non sbloccare i licenziamenti. Secondo giorno di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi, che domani vedrà la Lega. L'analisi del politologo Feltrini: il governo si farà, è inevitabile, Salvini dovrà cedere al compromesso. Il grande aerostato della Regione presentato al Lido da domenica sarà a Cortina per i mondiali di sci, poi in tutte le principali turistiche internazionali per fare pubblicizzare le bellezze del Veneto. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo subito dando uno sguardo al bollettino di Azienda Zero con i dati relativi alle positività e ai ricoveri nella nostra regione nelle ultime ore. In Veneto rispetto al bollettino della mattinata si registrano, lo vedete, 294 nuovi positivi. Complessivamente in Veneto nelle ultime 24 ore sono 720 i tamponi risultati positivi. Per quanto riguarda i decessi si registrano 8 morti in Veneto sempre nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali sono 1742 le persone ricoverate in area non critica, 210 in terapia intensiva. E oggi è stato presentato il nuovo protocollo per le scuole in caso di positività in aula, ma anche sono stati presentati dei progetti innovativi rivolti ai più giovani per monitorare l'andamento del virus proprio in età scolastica. Novità in arrivo per le scuole. Da lunedì infatti verrà applicato il nuovo protocollo in caso di positività in classe, che di fatto riprende quanto già fatto a settembre con l'avvio delle lezioni. In presenza di un soggetto positivo testeremo tutta la classe nell'arco di all'incirca 72 ore e se non ci sono altri positivi i ragazzi continueranno ad andare in classe. E a proposito di giovani, il Dipartimento Prevenzione della Regione ha condotto un attento monitoraggio sulla circolazione del virus in età scolare dal nido all'ultimo anno delle scuole superiori. E quello che ne è emerso è che oltre l'83% dei casi di positività riguarda le fasce dai 18 anni in su. La scuola, spiega la dottoressa Russo, rappresenta una comunità, ma non è l'unico ambiente dove può avvenire la trasmissione del virus, e a dimostrarlo anche i dati relativi al periodo dal 7 gennaio ad oggi. Emerge che 1378 ragazzi delle scuole superiori di secondo grado risultano positivi, istituti però che hanno ripreso le lezioni in presenza solo da questa settimana. Questi 1300 non sono attribuibili alla scuola. Questi contagi si sono verificati al di fuori della scuola. Alla luce di questi dati sono stati creati in Veneto dei progetti innovativi e unici nel loro genere che riguardano i più giovani, a partire dalle scuole sentinella che coinvolgeranno proprio gli istituti superiori. Che ci permetterà di capire nelle varie province, quindi sceglieremo degli istituti a campione in maniera randomizzata con un'adesione volontaria da parte della scuola e degli studenti e testeremo questi ragazzi praticamente una sezione per settimana in maniera tale da poter testare praticamente tutta la scuola periodicamente. L'obiettivo è di tenere sotto controllo la situazione epidemiologica e la circolazione del virus in ambito scolastico. Altro progetto di monitoraggio invece per i ragazzi delle medie. Una classe per provincia, se i genitori saranno d'accordo faremo una sorta di sorveglianza con l'autosomministrazione del test, lo faranno attraverso un percorso di training e quindi di formazione
in presenza di un operatore. Ma il Dipartimento Prevenzione ha deciso di uscire con il proprio monitoraggio dagli edifici scolastici e di valutare la trasmissibilità e la circolazione del Covid nei contesti di socializzazione, con un progetto rivolto a ragazzi e giovani adulti con la somministrazione di test rapidi. Ci aiuta a capire se il virus è presente anche, diciamo, nella popolazione che si ritrova fuori dall'ambiente scolastico e quanto circola in questa fascia di età. Un focolaio di Covid con 20 pazienti su 30 risultati positivi al virus si è sviluppato nel reparto di geriatria dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a Rovigo. Positività che è stata riscontrata anche su un infermiere e un operatore sociosanitario. Si tratta di 2 dipendenti che si erano rifiutati di sottoporsi al vaccino. Il commissario dell'USL 5, Antonio Compostella, dopo aver premesso che non è dimostrato il nesso causale tra il rifiuto dei 2 al vaccini e i contagi in geriatria, ha sottolineato che sarà valutato se ci sono elementi per una segnalazione dei 2 dipendenti o comunque per un provvedimento. Ad intervenire è il virologo Roberto Burioni, docente all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, che dice: spero che una priorità per il nuovo governo sia mettere fine a questa inaccettabile vergogna dei sanitari che rifiutano il vaccino mettendo a rischio i loro pazienti. Non va bene la denuncia appunto di Burioni. Veneto in fascia gialla, ma non si deve abbassare la guardia, il vero bilancio si farà infatti a fine febbraio, lo ricorda il governatore Zaia, che si rivolge anche al mondo dello sci a 2 giorni dall'avvio dei mondiali a Cortina. I modelli previsionali ci dicono questo, cioè che adesso siamo in discesa e quando eravamo in salita ci dicevano che eravamo in salita. Ci aspettiamo una fase di stasi, di arresto. Cioè non ci aspettiamo uno svuotamento totale. La parola d'ordine resta una: prudenza, anche perché, ribadisce Zaia, esiste un momento ben preciso nel quale tirare le somme. Noi abbiamo una deadline per fare un bilancio che è fine febbraio. Ci dirà anche quale sarà lo stato dell'arte rispetto alle nuove infezioni. Cioè sarà innegabile che avremo delle nuove infezioni. La vera sfida è capire se saranno piccoli cluster, contenuti, diciamo, fra virgolette, brutto dire, ordinaria amministrazione ormai rispetto a quello che abbiamo vissuto, o se ci sarà una nuova tendenza a riprendere la curva. Se riprendiamo la curva, i parametri stabiliti oggi dall'Istituto Superiore della Sanità ci sparano direttamente in arancione e rosso. Il governatore mette in guardia: nessuno pensi che con il vaccino o la sperimentazione degli anticorpi monoclonali l'incubo possa finire in fretta. La prima arma è sempre quella che ci accompagna da un anno a questa parte: mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani. Inevitabile l'appello al mondo degli sci a 2 giorni dai mondiali di Cortina. Lì c'è un ambiente ipercontrollato, però è pur vero che se qualche cittadino ha un modo, penso anche a tutti coloro che gravitano nell'ambiente, diciamo, del comune di Cortina, insomma di quelle località, non è vietato spostarsi, siamo in zona gialla e così vale anche questo appello per le piste da sci di avere la massima attenzione. Se anche a sciare bisogna andare con la mascherina, quantomeno portarla in tutti gli impianti di risalita. Lasciamo la pagina dedicata all'emergenza Covid e passiamo alla cronaca, la tragedia che si è consumata in un piccolo accampamento di nomadi alle porte di Rovigo. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso il padre con un macete al termine di una lite in concorso con la fidanzata. I 2 sono stati fermati dalla polizia dopo una fuga durata 3 ore. Non ho visto solo il trabusto quando era già morto, non abbiamo visto niente. Pochi vicini, nessuna voglia di parlare. Viveva in questo roulotte da 25 anni la famiglia di Edis Cavazza, 45 anni, l'uomo ucciso dal figlio 17enne alle 19:30 di giovedì. Il ragazzo era appena rientrato, con lui c'era anche Annalisa, la fidanzata di 9 anni più grande. Tra padre e figlio nasce una violenta lite. I 2 fidanzati hanno con loro 2 macete lunghi almeno mezzo metro. Dalla roulotte i 2 si spostano fuori, poi il ragazzo brandisce il coltello e colpisce il padre alla clavicola sinistra. L'uomo sanguinante ha tentato di chiedere aiuto e ha percorso proprio qualche decina di metri fino ad arrivare all'abitazione dei vicini. Non ce l'ha fatta neanche a suonare il campanello. L'uomo muore sul colpo. I 2 fidanzati si danno alla fuga con l'utilitaria del padre del ragazzo. Sul posto arrivano gli agenti della polizia che sequestra uno dei 2 macete. Dell'altro, quello usato per il delitto, non c'è invece più traccia, forse lanciato nel Canal Bianco.
La polizia cerca di ricostruire quanto accaduto. Sente la moglie del 45enne presente con i figli più piccoli. Nel frattempo si cercano i 2 giovani che verranno trovati 3 ore dopo nelle vicinanze della casa del padre della donna, che vive a Ceregnano, lungo la statale che porta verso il delta del Po. Per i 2 giovani scatta il fermo per omicidio in concorso. Del 17enne si occupa la procura del Tribunale dei minori di Venezia. La donna, Annalisa Guarnieri, 26 anni, di Ciregnano, si trova in carcere a Verona in attesa dell'udienza di convalida. Anche in queste ore la polizia è tornata in sopralluogo a Sant'Apollinare. Una vita ai margini, secondo le prime indiscrezioni. Lo stesso 17enne sarebbe rincasato giovedì sera molto alterato. In un venerdì nebbioso, come accade spesso in questa terra che va verso il mare, restano le immagini delle scelte di questi uomini e donne, e tra le roulotte, quelle della famiglia posta sotto sequestro, e cumuli di vecchie cose ammassate, spunta una magica stellina fucsia, il gioco di uno dei bimbi, testimoni di una tragedia che mai avrebbero dovuto vedere. Trovato il cadavere di un uomo nel parcheggio di un distributore di benzina a Dalmisano, frazione di Lonigo, siamo in provincia di Vicenza. L'ipotesi è quella dell'incidente con omissione di soccorso. I carabinieri indagano per trovare il pirata della strada. È stato trovato morto nel parcheggio di un distributore Lorenzo Marchetto, agricoltore 56enne di Lonigo, residente a Sarego. A trovare il corpo a terra con segni di schiacciamento della testa, probabilmente dovuti ad un urto con un mezzo pesante, è stato un dipendente dell'area di servizio Loro di Almisano, lungo la strada provinciale 17 che collega Lonigo a Montebello, che intorno alle 7 di stamane ha chiamato i soccorsi. Oltre al SUAM sono intervenuti sul posto i militari della locale stazione, unitamente ai militari della stazione di Sossano e il pubblico ministero Pipeschi. L'ipotesi al vaglio degli uomini dell'Arma, che sono stati occupati tutta la mattina per i rilievi tecnici, è quella dell'incidente, una probabile manovra fatale costata la vita al 56enne che, parcheggiata la sua auto, sarebbe stato travolto dal mezzo pesante senza essere soccorso. Parcheggio lungo la strada che porta al casello autostradale in cui di notte autotrasportatori sostano per riposarsi. Una scorta stanotte io e dovevo fare un'altra scorta stamattina e mi sono fermato qualche ora a dormire e nel profondo sonno ho sentito un classo di un camion che ha suonato forte, solo questo ho sentito. So che c'era stamattina presto, verso 3:30, 3:40, dei camion parcheggiati, erano 5 più o meno. Gli elementi fino a qui raccolti dagli inquirenti fanno sperare ad una svolta sulle indagini concentrate a riconoscere ed accertare le responsabilità dell'autista alla guida del mezzo, ricerche che procedono anche grazie all'acquisizione delle immagini della videosorveglianza. Adesso la crisi economica legata all'emergenza coronavirus, nessun via libera dal Comitato Tecnico Scientifico alla richiesta del mondo della ristorazione di prolungare l'apertura dopo le 18. Una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l'efficacia nella mitigazione del rischio. È il responso del CTS, si rimanda alle valutazioni del decisore politico. In ogni caso, sempre relativamente ai rischi, andrebbero considerate le diverse tipologie dei pubblici esercizi, distinguendo tra ristoranti e bar. Stop allo sblocco dei licenziamenti e proroga degli ammortizzatori sociali, queste le richieste della CGIL al neonominato Premier Draghi nel giorno in cui il bollettino economico della Regione certifica il crollo del PIL. Il nostro interesse è avere quanto prima un governo nel pieno delle sue prerogative. Chiede un governo stabile la Camera del Lavoro per affrontare una crisi senza precedenti. Attraverso la proroga del divieto dei licenziamenti, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e della cassa Covid, perché non possiamo in alcun modo pensare che il 31 di marzo saremmo fuori dalle secche. Situazione che viene confermata dal bollettino socio-economico del Veneto, con il PIL regionale del 2020 sceso del 9,3% quando la media italiana è del 9,1%. Del resto i settori più colpiti dalla pandemia sono 2 eccellenze venete come il turismo e la moda. Crollano i consumi, meno 11%, eppure gli investimenti, meno 9%. Ovvio che in termini occupazionali siano in tanti a rischiare. Sono a rischio parecchie decine di migliaia di posti di lavoro in Veneto, tra i 40 e i 50
180.000 vedendo le tendenze anche degli ammortizzatori sociali utilizzati nella nostra regione in questi mesi. Questa è la fotografia scattata nel corso delle iniziative per i 110 anni della CGIL di Treviso, dove lo stesso leader Landini, tramite videomessaggio, ha evidenziato l'urgenza del momento storico. Mai come adesso c'è bisogno di ridare forza e valore al lavoro, combattendo la precarietà, mettendo al centro la qualità e l'intelligenza delle persone. Diventa sempre più complicata la situazione di ACC e del progetto Italcomp. Nonostante la crisi di governo, il sindacato è fiducioso. Auspichiamo scelte conseguenti, dice Stefano Bona, segretario provinciale di FIOM CGIL. Il governo Conte aveva scelto di attivare la garanzia SACE per sostenere il polo italiano del compressore. Il progetto Italcomp, che vede in campo ACC e ex Embraco, è stato perciò blindato dal punto di vista finanziario, ma la crisi dell'esecutivo ha complicato la situazione. Attendiamo le risposte dagli istituti bancari interessati e ci aspettiamo una risposta positiva. Il governo ha fatto le scelte, la possibilità che il progetto Italcomp possa nascere oggi è sicura, perché anche gli atti formali sono stati depositati a Invitalia e al Ministero, e quindi noi ci auguriamo che tutti gli attori siano conseguenti. Regione Veneto e Regione Piemonte, dove ha sede ex Embraco, si sono incontrate la scorsa settimana per rideterminare ancora una volta la volontà di appoggiare il progetto Italcomp. Noi siamo fiduciosi che anche il nuovo esecutivo che si va formando e che si formerà ribadirà la volontà di salvare ACC e di dar vita al progetto Italcomp. Siamo sicuri che il governo Draghi avrà un occhio di attenzione rispetto alle crisi aziendali, non c'è solo quella di Italcomp, dell'ex Embraco, di ACC, ma molte altre, e quindi ci auguriamo che ci sia una continuità con le scelte prese. Nel frattempo in ACC non si molla, si lavora, i lavoratori sono impegnati, i volumi crescono, gli stipendi sono garantiti. Però la situazione va monitorata, avvisa Stefano Bona all'uscita da un incontro in videoconferenza con il commissario straordinario Maurizio Castro. Ci chiediamo ancora oggi la Commissione europea quale posizione ha assunto, che per noi è del tutto negativa, però il governo ha attivato uno strumento che è uno strumento esigibile, e quindi ci aspettiamo che questo strumento sia messo in campo nel più breve tempo possibile, perché è vero che in ACC si resiste, ma si resiste ancora per poco. E adesso la politica, con la seconda giornata di consultazioni da parte di Mario Draghi tra i partiti politici. Alla fine le forze politiche troveranno il compromesso, a partire da Salvini, ad esserne convinto, guardando proprio alla formazione del nuovo governo Draghi, è il politologo Paolo Feltrin. Draghi ben venga, è giunto il suo momento, vedremo come andrà. È il frutto di una crisi profonda che la si vede in tutto il mondo. Chi è che si immaginava una scena come quella di Capitol Hill? Eppure è capitato nella prima potenza mondiale, non in Pakistan o in Burundi, ma a Washington. È una crisi più profonda che non riguarda solo i palazzi romani, quella che ha investito il paese, e ad esserne convinto è uno dei principali politologi italiani, il trevigiano Paolo Feltrin, che dà per scontata, quasi ineludibile, la formazione del governo Draghi. Ovvio di sì. Quando si è con le spalle al muro. Certo, ci sono forze politiche più in difficoltà di altre nel sostenere l'ex presidente della BCE, ma in politica la via maestra è soltanto una. In politica si fanno i compromessi e quindi nei momenti di difficoltà chi è più in difficoltà fa il compromesso. Oggi chi è più in difficoltà è Salvini, e Salvini farà i debiti compromessi. Salvini, sul quale aleggia oggi più che mai l'ombra del deus ex machina Giorgetti, profetico in una sua intervista del dicembre scorso al Corriere della Sera. Dove prevedeva che dopo l'elezione di Biden Renzi avrebbe preso l'iniziativa, Conte sarebbe caduto e sarebbe arrivato Draghi. Biden è stato eletto il 20 gennaio, Conte è caduto il 1 febbraio, Draghi è arrivato il 3 febbraio. Meno 48 ore ai mondiali di Cortina, per Zaia il simbolo della ripartenza della montagna veneta. Oggi, scrive in una nota, al cancelletto di partenza si presenta una squadra compatta che ha tutte le carte in regola per disputare questa gara, il preludio delle Olimpiadi del 2026. I mondiali si traducono anche in investimenti, soprattutto infrastrutturali. Parlando di cifre, ad oggi sul territorio ampezzano sono arrivati quasi 100 milioni di euro, di cui 40 di finanziamento statale.
statale, sottolinea Zaia, impiegati per investimenti duraturi che, riqualificando l'esistente, contribuiranno anche al rilancio di tutta la montagna. E una grande mongolfiera della regione, sulla quale spicca l'emblema turistico del Veneto, è stata presentata in anteprima in mattinata al Lido di Venezia. Da domenica sarà a Cortina per i mondiali di sci e successivamente approderà in tutte le principali località turistiche internazionali per fare pubblicità al Veneto e alle sue innumerevoli opportunità dal mare alla montagna. Spicca il volo dalle lagune e dal mare di Venezia prima di raggiungere le piste di Cortina d'Ampezzo, dove tra poche ore si apriranno i campionati mondiali di sci. Il marchio turistico veneto The Land of Venice attraverserà così i cieli per un'operazione di grande valore comunicativo e simbolico: promuovere la regione nella sua interezza. Ecco perché in mattinata la grande mongolfiera è stata presentata al Lido dagli assessori al turismo Canel regionale e Venturini comunale, alla presenza anche dell'assessore Zuin, del presidente della municipalità Guberti. Dobbiamo comunicare a livello internazionale che dietro a Venezia c'è un territorio da scoprire. Questa è la volontà della Regione Veneto e con questa mongolfiera noi andiamo a brandizzare e a promuovere tutto il territorio regionale. Si parte con i mondiali a porte chiuse. Sì, purtroppo i mondiali sono a porte chiuse, però sarà un evento mediatico internazionale molto importante perché sono tante le TV collegate, i media collegati in genere, e quindi ci darà la possibilità di promuovere non solo Cortina e le Dolomiti, ma ripeto tutto il Veneto, perché noi saremo presenti anche in sede con Casa Veneto. Ecco una proposta concreta per far ripartire al più presto tutto il grande comparto turistico. Noi abbiamo chiesto alla Commissione Turismo a Roma che intervenga presso il Ministero per dare una priorità alla categoria dei dipendenti, di coloro che lavorano all'interno del mondo turistico, proprio perché vogliamo lanciare un messaggio internazionale del Veneto Covid free. L'assessore Venturini ha ribadito la grande sintonia tra Comune e Regione e il significato dell'iniziativa promozionale. Significa ribadire il legame tra Venezia e la terra del Veneto e quindi l'importanza di partire da queste terre per rilanciare l'intero sistema paese, e significa anche un sentimento di risollevarsi, rialzarsi, essere un po' più leggeri, essere pronti quindi a intercettare la nuova fase di ripartenza che ci aspetta nei prossimi mesi. Già col Carnevale iniziamo a muovere le prime cose per poi iniziare da marzo un anno intero di eventi legati ai 1600 anni che vedranno poi il culmine nel Salone Nautico, nel Redentore, nella Festa della Sensa, nelle grandi celebrazioni. E proprio lo sport di montagna fa sentire la sua voce con un flash mob per chiedere aiuto al governo. L'inno di Mameli che riecheggia nelle vallate. Anche la comunità di Gallio ha aderito al flash mob per chi suona la montagna. Alle 10 in punto sono stati tanti i titolari dei negozi e delle attività locali a intonare Fratelli d'Italia per le vie del centro. Un segnale di forte compattezza di tutto il comparto, quello dello sport in montagna, con la volontà di richiamare l'attenzione su un settore falcidiato dalla pandemia. Il flash mob, promosso dal direttore di Sciare Magazine Marco Di Marco e dall'Unione Nazionale Comuni, Comunità e Enti Montani, ha registrato anche la piena condivisione di Fratelli d'Italia e in particolare dell'assessore regionale Elena Donazzano. 40 anni fa la morte di due carabinieri, Enea Codotto e Luigi Maronese, uccisi in uno scontro a fuoco con i terroristi neri. Padova ricorda una delle più tristi pagine degli anni del terrore. La sera del 5 febbraio del 1981 mi trovavo in servizio nella storica caserma di Prato della Valle e sono venuto con il carro luce perché necessitava della luce per trovare i reperti di quello che avevano commesso i banditi. 40 anni fa il vigile del fuoco Giovanni era in servizio e fu tra i primi ad arrivare sul Lungargine Scaricatore, dove due giovani carabinieri durante un conflitto a fuoco erano appena stati uccisi da un gruppo dei NAR, l'organizzazione terroristica di ispirazione neofascista. Oggi, nel giorno del ricordo dell'appuntato Enea Codotto e il del carabiniere Luigi Maronese, Giovanni, 89 anni, è voluto essere presente alla cerimonia e alla deposizione della corona di alloro. Una volta piazzato il carro, ho preso la pilla, la lampada e sono sceso nella scarpata
c'era un ghiaccio tremendo, con la luce luccicava tutto, era difficile a trovare i bozzoli. I 2 carabinieri sono 2 vittime di quella stagione del terrore che il paese ha vissuto tra gli anni 70 e i primi anni 80. La città di Padova, purtroppo, in quel periodo di tensione e conflitto tra gruppi terroristi di estrema destra ed estrema sinistra, ebbe un ruolo di primo piano. Quella notte del 5 febbraio 1981, Codotto e Maronese erano intervenuti dopo la segnalazione di un residente che aveva notato movimenti strani sull'argine. Vistisi scoperti, i terroristi neri che stavano recuperando delle armi iniziarono a sparare, uccidendo i 2 carabinieri. Nello scontro a fuoco anche un bandito venne ferito, Giuseppe Valerio Fioravanti, detto Giusva, che poche ore dopo venne arrestato. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo. Nel weekend una perturbazione transiterà sull'Italia e dunque il tempo peggiorerà gradualmente anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 6 febbraio. Sul Veneto avremo una giornata piuttosto uggiosa con cielo in prevalenza coperto e nebbioso, specie in pianura ma anche sulle vallate alpine e prealpine. In alcune zone le foschie saranno anche fitte e persistenti. Dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata piogge via via più diffuse un po' su tutta la nostra regione. Temperature stazionarie, dunque tutto sommato miti, minime tra 4 e 8 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo molte nubi con cielo grigio, qualche schiarita sui rilievi, entro sera precipitazioni su tutti i settori. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime invece sui 10-11 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo coperto, foschie sui settori meridionali, possibili schiarite invece sulle Alpi di confine, anche qui peggiorerà con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime invece sugli 11. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.